Si scontra con una capra mentre si trova in grappa sulla sua moto. Ricoverato all'ospedale di Castelfranco Veneto, se la cava con un trauma toracico. Protagonista della disavventura un gelataio quarantenne del Mantovano. Partito stamattina da casa con un amico, voleva raggiungere Cima Grappa. Arrivato al 14° tornante, si è trovato in mezzo alla strada una capra. Focalizzata l'attenzione sull'animale, ha cercato di evitarlo, ma il centauro non si è accorto che dal ciglio arrivava una seconda capra che l'ha fatto sbandare e rovinare a terra. È stato l'amico ad avvertire i soccorsi, sul posto l'ambulanza del SUEM di Crespano, illese le due bestie che nel frattempo se n'erano andate. E traffico in tilt per un'ora in viale Scalabrini a Bassano, poco prima delle 10 di oggi, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte un Audi Station Wagon guidata da una 51enne di Bassano con a bordo la figlia di 11 anni e una Fiat Punto al cui volante si trovava un 71enne di Cassola. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia locale, i due veicoli sono entrati in collisione. Dall'impatto l'Audi è finita contro il muro di cinta di un'abitazione. Ferita in maniera lieve la conducente, condotta al San Bassiano, sul posto anche i vigili del fuoco di Bassano.